Allora, ho posizionato oggi insieme a mio papà queste due qui con le pareti e adesso tenete conto che mancano i cuscini che ho comprato nuovi e qui andrà via questo, quindi poi mancherà un'altra cassapanca qua uguale a quella però senza la parete. Qui abbiamo, ecco, si sono accese le luci, abbiamo messo i sassi e poi qua ci andrà tutta terra. Qui anche abbiamo messo i sassi e poi il resto andrà di terra. Io ho messo queste lucette qui che sono solari e questo è il risultato. Più preciso di così non viene, quindi questo è l'aggiornamento per il momento. Poi vi farò vedere con i cuscini, insomma, con il tappeto nuovo. Ma cosa fai? Oh, ma come sei carino, amore. Ti sei alzato per me, grazie. Ciao. Era la frenanna. Che matto, eh? Senti qua, senti una scapoletta? Senti? E l'altra scapoletta stai facendo le fusa? Che matto che sei, eh? Sì, non posso azzardare a toccare nessun'altra parte del corpo, eh? Posso solo toccargli la testa, le scapole. Ogni tanto lo accarezzo fino alla coda, ma devo stare molto attenta. Posso le guancette, il collo sotto e basta, non posso toccare altro. Gli occhi si fa toccare, sì, e basta, non posso azzardare oltre. Questo è quanto, vero Bue? Ci manca questo angolo qui da sistemare, sì, perché così è proprio brutto. Dopo diventerà tutto uguale, insomma. Ecco, abbiamo riacceso tutte e due le luci a muoverci qua. Va bene, ok, dopo questa andiamo. Vero Bue? Hai fame? Vuoi ancora un po' di pappa? Ho fatto un mega ordine di pappine tue. Sai? Ti ho fatto un mega ordine di pappa. Che così sei tranquillo per un po'. Vero sì? Il cielo è tutto nuvoloso, bruttissimo. È tutto praticamente dalla tarda mattinata che è così il cielo. Ma pioggia non ne ha fatta. Ha fatto qualche gocciolina. Ma è così da quasi tutto il giorno praticamente. È nuvoloso, 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 brutto, nuvole brutte, scure, però pioggia non ne ha fatta. Boh. Guarda che bello, eh? Guarda là che bello. Ma quanto sei carino qua, Bue. E si è spenta la lucetta. Che carino, accendiamola di nuovo. Ecco qua. Wow, che belle unghiette. Belle unghiette. Che belle unghiette. Ti piace sto tappeto, eh? È bello grande, questo è più grande dell'altro. Due. Bellissimo. Senti qua. Qui c'era la bevanda alla soia. No, no, non farmi le botte, no, le botte. No, che mollo la tazza, se no. Sì. No, no, la mano è mia, no le unghie. La tazza. Ma che pirlo che sei. Vieni qua. Bue. Bue. Ieri sera giocava con i piedini delle fioriere. Era così contento che io e Franz eravamo qua con lui seduti di fuori, che giocava come un pazzo da solo. Bue. Matto. Ehi. Controlli. Bravo. Credo che a Bue piaccia il caffè latte. Vuoi sentire? Tieni. La prima aveva messo il musetto dentro, adesso non si fida. Secondo me anche lui capisce che sto filmando. Qua abbiamo tutti i gatti intelligenti. Vero? Bello. E mi sono seduta qua. Va bene? Ciao. Bello. Bellissimo. Come ogni sera mi sono messa qua. Ho già aggiunto questo cuscino giallo. Questo qua marrone era quello vecchio. E di là invece ho messo un marrone nuovo e quello là beige, crema, nuovo. Come ogni sera mi sono messa qua con Bue. Mi faccio un po' di compagnia. E poi boh. Poi vado dentro, devo farmi una doccia. Oggi, dopo 2 mesi, più di 2 mesi,
mi sono messa a prendere il sole. Cioè mi sono talmente rilassata a prendere il sole che stasera sono stanca morta per aver preso sole, per non aver fatto niente. Cioè prendere il sole stanca, non so se anche quando si va magari al mare, se si ha la possibilità, e si sta o tutto il giorno in spiaggia o comunque si sta proprio senza fare niente sotto il sole, sotto l'ombrellone, alla sera si arriva sfiniti. Cioè almeno io, e non solo io. Sono convinta che a tanti di voi succede la stessa cosa. E oggi sono stanchissima e sono stata semplicemente al sole. Oggi non ho lavorato in casa, ho solo sistemato qualcosina, ma non ho fatto niente di lavori grossi. E va così. Comunque, niente dai, faccio compagnia a Bue e noi stiamo qua tranquilli. Questo tappeto gli piace tantissimo perché è più grande e quindi si svacca, cioè proprio gli piace un casino sto angolino qua, questo salottino. E domani non so cosa farò, vado molto in base a come mi sveglio, visto che posso scegliere cosa fare e cosa non fare, vado un po' così, a sentimento ogni giorno. Allora, mi sono alzata prima del solito, mi sono svegliata prima del solito, sono stata tipo un'ora, forse non di più, col telefono, prima di alzarmi, ed è un errore che dovrei evitare di fare. No. Comunque mi sono alzata, sono le 8:05, sarei voluta uscire di casa tipo alle 6:30, quasi alle 7, così è. E invece sono ancora qui, vorrei fare una passeggiata. Ma c'è freddo fuori, sembra primavera, autunno, che la mattina fa freddo, poi durante il giorno scalda, però Porridge non si muove neanche, si è solidificato per bene, però io lo scaldo sempre. Sopra c'è la crema di anacardi e cacao e non è male, ha l'85% di anacardi, quindi non è malaccio, non è zucchero, ecco. Mi mangio il mio porridge con la cremina sopra e dopo mi lego i capelli perché se vado a camminare, vado a fare una passeggiata normale su asfalto, non vado a fare chissà che, perché devo ancora andare a comprare le scarpe nuove e quelle che ho sempre usato, non ve l'ho forse mai detto, si sono rotte, però forse riesco a utilizzarle ancora. Cioè una si è rotta in realtà, dietro si è scucito sul tallone, l'interno, ma forse riesco a utilizzarla lo stesso senza avere problemi. Forse ho capito come fare. Vabbè, comunque il mio programma è questo, insomma, uscire. Ci riuscirò, ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi perché è tardi. Dovrei solo vestirmi in realtà, Dovrei solo cambiarmi, vestirmi e uscire. Però non sono molto convinta. Non sono per niente convinta. Se cercate un burro di pistacchio, questo qua di Prozis, ormai io compro da loro. Pasta di pistacchi vellutata 250 grammi, ingredienti pistacchio al 100% e non c'è altro dentro. Cioè quando vi mangiate un cucchiaino di questa, vi si allappa tutta la bocca, cioè siete già a posto e non serve mangiare altro. È veramente pistacchio. Altro che le creme spalmabili al pistacchio che ne hanno magari 5%, 20, 40. Questo è pistacchio puro e è una roba, mamma mia. Oddio, ho lasciato fuori la vela. Vabbè, comunque se mi avessero detto che mi sarei ritrovata a mangiare porridge, io non ci avrei mai creduto, mai. Mi metto un po' qua con voi. Il mobile. Lo metto qua con voi. Tac. Perché almeno qua, in questa stanza, c'è il sole. C'è un po' di luce che entra, perché di là c'è proprio buio. Non so se avete notato.
Finalmente la casa è libera, cioè la stanza è libera, non la casa. Cioè è un miracolo. Vabbè, mangio e magari ci sentiamo più tardi. Dopo essere stata in farmacia ho deciso di fare un giretto a piedi, adesso è già molto tardi, con la mia Insta 360 Ace Pro 2, che ho lasciato una recensione bruttina su questa cosa, perché oggi ho fatto altre riprese, voglio vedere queste altre riprese come saranno poi, ma mi ha contattato il servizio clienti perché appunto ho lasciato una brutta recensione. Ma è la verità, o io ho un apparecchio che è difettoso, che può anche essere, o non mi spiego la pessima qualità di registrazione. Adesso vado, che bella la cascata, vado giù di qua, continuo il mio video con la Insta e ho fatto un sentierino diverso che non avevo mai fatto in vita mia ed è molto più semplice, cioè saperlo prima, io non l'ho mai fatto questo. E quindi adesso scendo giù verso la cascata, scendo e salgo, vado su, sì, sotto, vado sotto, quindi devo scendere e poi risalire e poi vado giù verso la macchina perché comunque penso siano le 11:30, quasi mezzogiorno. Comunque domani vorrei uscire di nuovo, portarmi di nuovo questa dietro e filmare ancora e vedere se riesco a farne uscire qualcosa di decente. Eccomi qua, sono a casa e finalmente mi è proprio piaciuto uscire, era da tantissimo che non andavo a fare una passeggiata e mi è piaciuto tanto. Tantissimo no, perché in realtà ero andata un po' di tempo fa, non tantissimo tempo fa, però proprio passeggiata come oggi, un po' una camminata, un'escursione, perché più che altro è stata un'escursione, era da un po' che non andavo così, bello. Perché non andavo? Per sto problema di queste scarpe, della scarpa rotta, ecco, non ho più azzardato no, andare a camminare, invece questa volta sì. Che cosa ho fatto per andare a camminare? Ho messo questo, il kinesio tapping, questo qua, sui talloni, sia uno che l'altro. Io devo dirvi che i 3,5 km che ho fatto non ho sentito nessun fastidio, nessuno, che di solito dopo un po' inizio a sentire un po' fastidio dietro. Allora, adesso il punto è, devo tanto togliere i calzini e controllare, il nastro è ancora perfettamente attaccato, anche qui i nastri là sono una bomba, cioè poi sono anche vecchi, ma si attaccano ancora benissimo e sono molto contenta perché questa soluzione mi ha permesso di andare a fare 2 passi. Sì, praticamente è questa la soluzione che io ho adottato per non farmi venire vesciconi qua e qua. Già ho ancora la pelle rovinata dalle vesciche dell'inverno barra primavera, ho ancora tutti i segni, tutta la pelle che viene via, un disastro. E ho utilizzato proprio questo nastro e devo dirvi che è ancora lì perfettamente attaccato, con il tanto caldo che c'è comunque, perché fa tanto caldo, si suda tantissimo con le scarpe che uso io perché non sono scarpe estive. I nastri sono ancora attaccati. Sono contenta perché mi sono salvata i talloni. Dimmi, mamma. Cosa c'è? Davvero? Ah, ma sei serio? Oh, sei serio? Borgnac. Bello. Lui ogni tanto si sveglia, mamma, inizia a urlare per casa. Domani io devo controllare il meteo, però per domani ho in programma di andare lassù, sempre per la strada di oggi, ma proseguire
e andare su al punto panoramico di Borca. E ve l'ho fatto vedere tanti anni fa, però è giusto rinnovare un po' questa cosa e quindi ve lo rifaccio vedere.